I carabinieri della stazione di Castrofilippo hanno tratto in arresto un uomo di 28 anni di Castrofilippo sorpreso in flagranza di reato per furto aggravato all'interno di un'abitazione. È avvenuto ieri nel primo pomeriggio, quando una pattuglia impegnata in un servizio di controllo del territorio ha notato un individuo uscire con atteggiamento sospetto da una casa situata in via Antonio Gramsci. I militari, dopo averlo fermato, hanno accertato che, avendo forzato una finestra dell'abitazione di proprietà di un pensionato del luogo per introdursi nel magazzino e sottrarre 3 valigette contenenti utensili da lavoro per un valore complessivo di circa 250 euro. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del giudizio direttissimo.